Infrastructure and mobility were the focus of today's forum Infrastrutture at the Trieste airport, with leaders discussing stronger ports, airports, railways and logistics for the future of the Northeast. The goal? Better connections, faster investments and more competitiveness across the region. Io penso che in realtà non ce ne sia una, ma sia un'integrazione delle infrastrutture. Sicuramente il porto di Trieste rappresenta la porta di accesso e di collegamento col Far East. Penso al corridoio IMEC, che può essere un'opportunità straordinaria per l'Europa, non per il Friuli Venezia Giulia, però questo sta in piedi se c'è tutta l'infrastruttura del retroporti con gli interporti, dei collegamenti ferroviari, dei collegamenti su gomma, degli aeroporti, che possono ovviamente rafforzare il sistema e renderlo competitivo a livello europeo. Allora, l'opera più urgente è la nuova stazione di Servola, perché consente di ottimizzare e di sviluppare la capacità ferroviaria, che è fondamentale per il porto di Trieste. Il 51% dei container oggi che escono da Trieste viaggiano su ferrovia, ma è anche importante per ottimizzare l'effetto del porto sulla città, perché nell'ambito di questo progetto vengono realizzate 2 bretelle di accesso all'alta viabilità triestina. Quindi questo è un progetto fondamentale e determinante.